un po' diciamo la curiosità mia, anche come hai detto i lavori, come fate a scrivere un libro a 4 mani? Questa è una curiosità che facciamo fatica a soddisfare perché è un po' la nostra cifra stilistica, il nostro segreto, no? Quindi diciamo che a grandi linee ci troviamo periodicamente con una cadenza più o meno mensile nella quale progettiamo i vari capitoli, dopodiché ognuno elabora una propria stesura e dopo ci si ritrova per quagliare, diciamo, per creare un unicum di tutto il testo in modo organico, in modo che sia coerente, in modo che abbia lo stesso stile narrativo. Spiegare nel dettaglio come facciamo è anche molto complesso, per cui diciamo che in teoria è così, cioè, insomma, ci troviamo, ne parliamo, progettiamo, scriviamo e dopodiché ci confrontiamo di nuovo e questo è l'andazzo bene o male. No, ti faccio una domanda un po' più difficile. No, volevo solo dire che in realtà la risposta è che andiamo molto d'accordo. Quindi abbiamo scritto 2 libri e come diceva Alessandro, perché ci sono delle spie, stiamo diciamo per concludere anche la fatica del terzo figliolo e effettivamente abbiamo sempre condiviso tutto quello che poi era la trama, le scelte, quindi andiamo molto d'accordo e questa è credo la risposta vera a questa domanda. Ok, allora sei riuscito a rispondere a una non domanda, cioè nel senso che te la dovevo fare, ma non sono riuscito a fartela. Allora, diciamo, rotto il ghiaccio, proviamo un po' a entrare diciamo, dentro a questo libro che ovviamente ha un po' un seguito rispetto al primo, cioè il filone resta sempre quello delle tue esperienze, diciamo, prese un po' anche dalla tua vita lavorativa, perché non lo sapesse è un avvocato, mentre lui lavora in comune, però siete riusciti sostanzialmente a mettere assieme un po' di storie, un po' di fantasia. Cosa c'ha di diverso questo libro rispetto alla Mossa del Calabrone? Chiedo a Riccardo, facciamo. Allora, il primo libro, Cappio al collo, era un giallo che noi abbiamo definito psicologico, quindi diciamo che non ci sono grossi spargimenti di sangue, non ci sono 200 cadaveri, però il lettore, almeno secondo il nostro giudizio, rimane incollato al libro, bisogna fino alla fine di capire effettivamente come finirà la storia e quale sarà poi come finirà la disavventura in cui si trova questo avvocato, Alberto Leoni, che è almeno nel primo, il protagonista principale, e quindi fino alla fine il lettore cerca di capire e rimane incollato al libro per cercare di capire come riuscirà a uscire da questa, poi casomai entriamo nel dettaglio. Il secondo invece, secondo noi, è un giallo più classico, quindi più storie articolate che si incrociano tra loro e alla fine bisogna cercare di capire effettivamente chi ha ucciso il maggiordomo, chi è veramente il colpevole. Paolo, la cosa che vi ha divertito di più nello scrivere questo secondo libro è diciamo, il salto di qualità o comunque il passettino in avanti rispetto al primo, qual è stato? Allora, per rispondere alla prima domanda, cosa ci ha divertito? Direi che il divertimento in sé è proprio nella vita di coppia che facciamo quando ci troviamo, nel senso che ci troviamo e parliamo, discutiamo e lì viene fuori di tutto e di più e ci si diverte tanto, anche perché nel senso che si butta tante cose in ridere, perché effettivamente certe situazioni sono talmente paradossali che tante volte ci si chiede ma può essere verosimile una roba del genere, e invece abbiamo avuto la prova che ci sono situazioni
incredibili che esistono veramente, e delle volte addirittura noi pensavamo di esagerare e ci hanno detto no, è la normalità per molte cose. Il salto di qualità, diciamo con una piccola punta d'orgoglio, che ci è stata riconosciuta da moltissima gente che ha letto il secondo libro rispetto al primo e che si è un po' sgrezzata la narrativa, e poi siamo entrati in molti dettagli senza appesantire il romanzo. Abbiamo avuto delle recensioni anche in questo senso, perché abbiamo interpellato tantissima gente, cioè dove non siamo, per nostre ragioni ovviamente, non siamo competenti, non siamo essere competenti in tutto, perché fortunatamente non siamo tuttologi. Abbiamo dovuto chiamare in causa, chiedere a delle persone competenti nelle varie materie per poterci illustrare come funzionano determinati meccanismi, determinate cose che riguardano le loro competenze. Quindi, e questa è stata un'esperienza interessante, perché ci siamo confrontati con tantissime persone. Addirittura, per quanto riguarda proprio la Mostra del Calabrone, siccome una buona parte è ambientata in un commissariato, siamo andati a parlare con il vicequestore che ci ha ospitato e ci ha spiegato come funziona la vita all'interno della questura, come si svolgono le varie indagini, come si vive insomma un ufficiale o un agente della questura la sua giornata. E questo è stato molto interessante, perché a parte che poi abbiamo passato una bella giornata a Venezia, perché era la questura di Venezia, abbiamo passato una bella giornata a Venezia e abbiamo appunto avuto esperienze anche parlando con alcuni poliziotti che ci hanno spiegato effettivamente cosa succede nella loro vita quotidiana professionale. E anche questo è stato illuminante, cioè ci ha aiutato molto. Poi abbiamo dovuto interpellare farmacisti, medici, chimici, una serie di persone. Abbiamo parlato anche con un ingegnere meccatronico che ci ha spiegato come funzionano alcuni meccanismi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie informatiche, eccetera, perché se ci smanettiamo, non siamo così esperti. E allora abbiamo puntualizzato, diciamo, senza appesantire, senza entrare proprio nel merito specifico e analizzare, ma siamo entrati in modo più chiaro, chiarificatore su vari aspetti delle storie narrate.